Buongiorno e buona domenica. Io mi sto preparando per andare al mare. Ho fatto un po' di pizze. Ecco qua, vedete? E adesso le facciamo insieme. Ci fa troppo caldo e non avevo proprio già ne fa l'impasto, quindi ho preso dei bei rotoli per focaccia al supermercato. Le prime due le facciamo con scamorza e pomodorini. Mi raccomando, sistematele tanto belli i pomodorini come se stessimo facendo una decorazione. Ecco qua, scamorza e pomodorini. Adesso aggiungo qualche tocchetto di pesto, troppo bello, sempre comprato al supermercato, che oggi fa capo e non tengo già ne fa nessuno un guacchiatorio. Ecco qua, scamorza, pomodorini e pesto. E adesso un po' di parmigiano sopra, che non guasta mai. Messo in forno fino a che non le vedete belle arruscatelle, croccanti. Adesso passiamo alle seconde pizze, perché ne ho fatte 2 e 2. Pasta sfoglia, poi ho tagliato le patate con la mandolina, sale, olio, rosmarino, pepe e parmigiano. Adesso unisco la salsiccia e patania praticamente. Di mozzarella di bufala che tenevo nel frigo, che la buttava qua e che la buttava là, e l'ho buttata con la pizza. Ecco qua. Il misca Francesca, che avevo fatto le patate, sale, olio, pepe, rosmarino e parmigiano. Ecco qua. Chiudete i bordi e tra un po' li mettiamo in forno queste altre qua. Tra qua, sempre con quello che mi era rimasto, zucchine e melenzane, che le ho stunate un poco nel forno. Questa è proprio una pizza porca, ma vi faccio capire perché. Strato, zucchine e melenzane, sempre per tutto l'aromasuglio che tenevo dentro il frigorifero, capopollo. Ed è come ho sistemato bene le zucchine, le melenzane, il capopollo. E adesso facciamo un altro strato di zucchine e movignane e scioriniamo turno. Vaschette di salame che andava sempre avanti e indietro, annanzi a rete, chi ha buttato qua, chi ha buttato là, e ci ha avuto qua. Altro strato ancora di zucchine e movignane. Ecco qua. Di mozzarella di bufala, sempre che era là nel frigorifero. Ecco qua. E un po' di parmigiano, ragazzi, che non guasta mai. E adesso chiudete i bordi. Le pizze ci ho fatto pure una bella sprellunga, vedete? Zucchine, zucca e puparuli arrostiti. Facciamo i panini e mettiamo in mezzo. Focacce, pomodorini, pesto e scamorza sono pronte. Le due focacce sono pronte. Adesso inforniamo queste qui, queste altre due. Ci me ne sto yendo mare. Le 4 pizze sono pronte. Stanno i pesce cane che mi stanno aspettando. Si buono mangiare. Buona domenica e buon bagno a tutti quanti.